Buongiorno. Pedalatina di questo inizio febbraio abbastanza freschino. Allora, l'idea di questa mattina è partire da Padova dopo aver cercato di superare lo sbarramento della nuova linea tranviaria che stanno facendo, ma ce l'abbiamo fatta. Ok, adesso siamo sull'argine che ci porterà verso Noventa, Stra, Dolo, Mira, eccetera eccetera. Perché l'idea, sempre l'idea di stamattina, è arrivare in laguna Fusina, e non so come, ok, in qualche maniera, okay, per vedere dei cippi che ci sono in mare, che vengono utilizzati dal 1700, credo, più o meno, per delimitare quello che erano i confini di Venezia, insomma una sorta di muro che però era in acqua, ok, naturalmente, perché non c'erano altre alternative. Il giro più o meno un'ottantina di chilometri, le strade credo più o meno argini, asfaltate, verso Fusina. In realtà non so che cosa troverò, ma questo lo vediamo un po' più avanti. Adesso siamo arrivati a Noventa. Qua siamo a Noventa. In fondo là c'è Stra. Ok, questo è il lungargine sinistro, ok, sinistro perché seguendo la corrente è quello a sinistra, è quello a sinistra, insomma, seguendo la corrente. Mi sembra di essere un po' quark. Va bene, questo qui è il lungargine appunto che va verso Stra. Quest'argine fa parte dell'anello del canale fluviale di Padova, un giro di circa una cinquantina, 60 km più o meno, che gira intorno a Padova e ai suoi confini, lungo sempre piste ciclabili e argine. Un bel giro tranquillo, l'unico problema se lo fate in estate, soprattutto questo pezzo che va fino a Stra e da Stra che torna indietro, non c'è ombra, non c'è assolutamente nulla, fontanelle o niente. La fontanella la trovate a Ponte di Godarze, trovate una fontanella se vi serve. Perciò bel giro tranquillo, basta un poco di allenamento, si riesce a fare. Quasi arrivati a Stra. Questo è il Brenta che si unisce a quello canale caricatore, e qua sempre dritto vai fuori fino a Chioggia, praticamente arrivi al mare. Adesso qua noi seguiamo una sottociclabile, questo è da dove arriva l'anello, il giro dell'anello fluviale. Qua siamo a Stra, con la sua famosa villa, dove è visitabile, anche abbastanza carina. Okay. All'interno c'è un labirinto, okay, con altre varie cose, insomma un bel labirinto. Se avete dei bambini di cui volete sbarazzarvi un paio d'ore, li mollate lì, poi dopo li andate a riprendere se li trovate ancora. Comunque sì, ne vale la pena di andargli a fare una visitina, insomma.
Siamo arrivati ad Orlo, facciamo una piccola deviazione verso il centro per vedere questo mulino molto carino. Adesso non so se riesco a scendere giù là in piazzetta, vediamo. Ok, e questa molto carina, molto carino. Ok, adesso andiamo a prendere il nostro percorso che è in direzione Mira, più o meno. Questo è Mira. Ok, al solito pezzo del canale Brenta, insomma, credo si chiami così. Va bene, fino a questo momento Mira abbiamo fatto 33 km. In realtà si è andata intorno a 40, dovremmo esserci insomma più o meno. Comunque tutti questi canali spettacolo, in estate fanno anche la navigazione, ti portano credo anche fino a Padova o da Padova fino a qua o in laguna. Prima o poi lo faremo. Là era il centro. Stiamo un po' avvicinando al nulla, queste strade secondarie, poche macchine, ciclisti zero. Ok, ma intanto c'è qualche, teoricamente da qua all'arrivo alla laguna dovrebbero mancare circa 7 km. Unica perplessità è che ci sono dei pezzi sterrati che se vanno in mezzo ai campi diventa un po' complicata la cosa, però che dire, paesaggio direi carino, dove c'è sempre un corso d'acqua, dà sempre un valore in più. Qui i campi coltivati o che verranno coltivati, adesso più o meno dovremmo andare giù. Quella dovrebbe essere la centrale di Fusina, sono dalla parte di qua, perciò non penso che si riesca ad arrivare dall'altra parte. Mi sembra che ci siano ponti qua, se non tornare indietro, e di là si arriva a Fusina. Vabbè, vediamo, non dovrebbe mancare tanto al nostro campo gravel. Piccolo posticciolo, là c'è un cartello itinerario del Brenta, naturalmente devo andare in quella direzione e boh, vediamo cosa succede. Al limite si torna indietro, solo che non c'è modo di passare di là, mi sa. Vabbè, vediamo, let's go. Ok, abbiamo fatto un po' di fanghino. Vediamo, questa mi sembra abbastanza pedalabile al momento, anche se vedo là un po' di schifezza. Qua vedo super mega navi e qua abbiamo super mega niente, tranne uno che sta cercando col metal detector magari cose della guerra. E via, mi capotto. Allora, il cibo l'abbiamo trovato, perciò è quello lì. Poi dovrebbe essercene altri, naturalmente. Uno mi sembrava di averlo visto
più avanti, non so dove, là, ma la vedo complicata arrivare là. E quello è il cippo, fondo, quella roba là è Venezia. Il posticino, cacchio, aspetta, anche di là, però non si arriva di qui. Qua sono in mezzo naturalmente al nulla, assolutamente al nulla. Quello Fusina e qua spiaggette, insomma. Vabbè, alla fine siamo arrivati, bel posticino, 40 km ci siamo. Adesso vediamo come tornare indietro da qui. Se mi fa prendere quella strada là, la vedo prima non ci ho fatto caso, mi sembrava acqua, in realtà c'è dell'acqua ma è tantissimo fango, c'è un fango, saranno 30-40 cm di fango che arrivano qua. Non so cosa potrebbe portare tutta questa, magari solo la laguna, che così, ma io non lo so. Vabbè, si ritorna sulla stessa strada perché la strada che il percorso che mi dava in realtà non esiste di là. Questa è la strada che arriva proprio in quel punto, perciò molto probabilmente è posto tra virgolette turistico per vedere il cippo, naturalmente. Mai farsi mancare un cippo nella vita, capito? Sempre un cippo. Adesso ci sento. Sono riuscito ad attraversare in modo non legale, ok, questo canale, però alla fine sono riuscito ad arrivare. Adesso vedremo qua cosa si apre. Dobbiamo vedere un po' più di panorama rispetto a quello che avevamo visto prima. Diciamo che là. Oh, guarda qui tutta la roba che arriva di Temu, di Amazon, vedi quello che è. Carnevale, in attesa tutti di andare a Venezia al carnevale. Là, il mio cippo è un cippo là, l'altro non so dove è l'altro cippo, deve essere qua avanti qui, ma non c'è più, c'è un cippo solo là. Siamo ritornati a Mira e siamo sulla strada del ritorno, faremo più o meno la stessa strada. Siamo ritornati a Padova, scaricatore, là in fondo c'è il Bassanello e al momento abbiamo fatto 83 km, ok, perciò più o meno le aspettative erano quelle, qualcosa in più, visto che mi mancano ancora 5-6 km, perciò chiuderemo intorno ai 90. Ok, che dire, il giretto non è stato male. Le varie strade erano tutte o argini o strade a bassa percorrenza, perciò macchine veramente poche, perciò direi un bel giretto, ne valsa la pena per avere visto anche il cippo, e come sempre il cippo per tutti. Va bene, siamo quasi arrivati, diciamo che possiamo chiudere il video. Ciao ragazzi, ciao ciao ciao.